Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Incontro in prefettura a Udine questa mattina tra le associazioni di categoria, le aziende dei trasporti, la polizia ferroviaria e Trenitalia per fare il punto sui controlli del Green Pass a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale. Sentiamo. Secondo incontro questa mattina nel palazzo del governo del capoluogo friulano per condividere le nuove disposizioni per il controllo del Green Pass e del Super Green Pass in provincia, in particolare sui mezzi di trasporto pubblico locale. Coinvolte le associazioni di categoria, la polizia ferroviaria, Trenitalia e le aziende dei trasporti, quindi le realtà più toccate in questa delicata fase di monitoraggio sui mezzi pubblici per il contenimento della pandemia da Covid-19. Già disposta l'attivazione delle cosiddette pattuglie miste, composte da polizia locale e da altre forze dell'ordine, insieme ai controllori normalmente già a bordo dei veicoli, sia in transito che alle fermate. La necessità di impiegare, per così dire, gruppi interforza è emersa dal Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi ieri, sempre a Udine, in prefettura, coordinato dal prefetto Massimo Marchesiello. Qui hanno preso parte anche il sindaco di Udine, l'assessore alla sicurezza del capoluogo friulano, il comandante della polizia locale della città, il questore e le altre forze dell'ordine. A tutti i sindaci della provincia di Udine sarà chiesta la massima attenzione nei controlli tramite gli agenti della polizia locale per il monitoraggio meticoloso del Green Pass nei ristoranti, locali pubblici che restano uno dei luoghi più delicati sul fronte controllo del certificato verde. Siamo alla cronaca, non ce l'ha fatta un pensionato di Moruzzo colpito da un malore mentre si trovava nella stalla. È successo alle 19 di ieri nella zona di via Colloredo. Dopo una chiamata al 112 sul posto sono intervenuti i sanitari, ma per l'uomo, un 85enne del posto, non c'è stato nulla da fare. Potrebbe essere rimasto vittima di un arresto cardiocircolatorio. Sul posto anche la polizia locale. Malore fatale per un pescatore di 58 anni di Duino che ieri non si è presentato a lavoro mettendo in allarme i colleghi. L'uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e gli agenti della Polizia di Stato. La morte è stata causata con ogni probabilità da un infarto. Un focolaio di aviaria del ceppo virulento H5N1 è stato isolato in un allevamento industriale di polli di Fagagna. Sono state avviate tutte le procedure per l'abbattimento dei capi infetti. Vediamo. Focolaio di aviaria del ceppo più virulento H5N1 nell'allevamento zootecnico di polli Nardone a Fagagna. Si tratta della realtà che nel fine settimana era finita nel mirino dei ladri che avevano rubato il gasolio utilizzato per l'alimentazione delle macchine per la ventilazione dei capannoni. Senza più ossigeno erano morti oltre 15.000 pennuti. Alcune delle carcasse, come da prassi, erano state inviate all'Istituto Zooprofilattico per la verifica dell'eventuale presenza di patogeni, test che purtroppo sono risultati positivi proprio per l'influenza aviaria H5N1, non trasmissibile all'uomo ma trasmissibile ad altri polli. Come spiega Manlio Palei, direttore del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica della Regione, in questi casi l'intero capannone viene isolato in attesa dell'arrivo di una ditta specializzata che provvederà all'abbattimento di tutti gli altri animali, quelli ancora vivi, e quindi alla loro distruzione. Non sarebbe invece coinvolto nel focolaio di aviaria il secondo capannone della Nardone e non c'è pericolo per le persone. L'ultimo focolaio di H5N1 a livello industriale risale a 5 anni fa e riguardò in maniera molto meno importante un piccolo allevamento di Pordenone. Un centinaio di migranti sono stati scaricati da 2 camion lungo la Palmarina intorno alle 7 di questa mattina. I conducenti dei 2 mezzi pesanti si sono subito allontanati facendo perdere le proprie tracce. Un gruppo di 31 stranieri è stato rintracciato subito dopo dai carabinieri della compagnia di Palmanova intervenuti tra Medeuzza, il capoluogo di San Giovanni a Natisone, e Villanova del Iudrio, insieme al personale dell'esercito in servizio lungo le regionali per strade sicure. Sul posto il sindaco Carlo Pali e i volontari della Croce Rossa che hanno fornito coperte e bevande calde agli stranieri. C'è anche un minorenne. La maggior parte dei migranti resta ancora da rintracciare, sono fuggiti nei campi, si presume diretti a Udine. Ieri a Pocenia i militari dell'Arma hanno rintracciato 3 cittadini marocchini poi trasportati all'hub dell'ex caserma Cavarzerani.
Perquisizioni anche in Friuli nell'ambito di un'operazione partita dalla Lombardia in merito a false aste sul web. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano e di poliziotti del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni della Lombardia stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 2 indagati per reati di truffa pluriaggravata, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento e autoriciclaggio. Uno degli arrestati, sono in corso perquisizioni con l'aiuto dei finanzieri di Udine e Campobasso, è destinatario anche di un decreto di sequestro preventivo su beni e disponibilità per circa 100.000 euro. Gli arresti arrivano al termine di indagini che hanno individuato gli autori di numerose truffe mediante false aste immobiliari e mobiliari. Un sedicenne si è sentito male improvvisamente nel primo pomeriggio di ieri in un supermercato di Udine. È stato assistito subito dal personale del negozio che ha chiamato il 112, avvertiti anche i genitori che vivono in un paese della provincia. Il ragazzo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è rimasto alcune ore in osservazione. Ora sta meglio. Numerose squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute questa mattina, poco prima delle 7 a Monfalcone, per l'incendio di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina di via San Vito. Le persone che si trovavano all'interno dell'alloggio sono state fatte uscire e non sarebbero rimaste intossicate. 38 indagati, 5.862 persone controllate, 588 veicoli ispezionati e 324 treni presenziati. È questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Ferroviaria su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, con oltre 800 pattuglie nelle stazioni, a bordo treno e lungo le linee ferroviarie. Controlli potenziati anche grazie alle operazioni straordinarie organizzate dal Servizio Polizia Ferroviaria su tutto il territorio nazionale durante l'intero mese. Il 9 novembre scorso, la 10ª giornata Oro Rosso, finalizzata a contrastare il fenomeno dei furti di rame, e il 16 Rail Safe Day per prevenire comportamenti anomali e scorretti in ambito ferroviario che spesso sono cause di incidenti. Inaugurato a Colloredo di Monte Albano con un investimento di 70.000 euro un campetto da calcio con area giochi. Servirà come punto di aggregazione per i giovani cittadini. Sentiamo. Un impegno preso in campagna elettorale e mantenuto. Ora Colloredo di Monte Albano ha un punto di aggregazione dedicato a bambini e ragazzi. Sorge nel capoluogo accanto al polo scolastico. Un campetto da calcio, delle altalene, tavoli e panchine. Siamo riusciti a farlo. I tempi sono stati un po' lunghi, però sicuramente spero che siano contenti sia i ragazzini, perché mancava un campetto di sfogo e tutto, anche quelli che vorranno andare a fare merenda, a trovarsi assieme. Questo è il primo tassello. Fra qualche mese inizieremo a concludere l'opera, che serviva veramente a Colloredo un punto nel capoluogo di Colloredo di aggregazione. Questo è il primo tassello. È stato fatto uno sforzo dall'amministrazione comunale con un avanzo di 70.000 euro. Ho voluto farlo insieme alla mia giunta, siamo riusciti alla realizzazione e credo che le piccole cose sono quelle più fondamentali per un grande comune come Colloredo di Montalbano. Siamo allo sport, prima vittoria stagionale per il Pordenone che batte 2-0 l'Alessandria in casa e accorcia sugli avversari per la salvezza. Ora il Crotone, terzultimo, è a 1 punto e l'Alessandria, quartultima, a 7. In gol Foloruncio e Pinato che al 15° ha sbloccato la gara. Sentiamo proprio Pinato. Oggi ci eravamo imposti 3 punti perché non dico che fosse un crocevia, perché comunque il campionato ancora è lungo, però la vittoria mancava, ma tuttora abbiamo pochi punti in classifica. Le prestazioni però secondo me da 7-8 partite di questa parte sono positive, quindi è più frustrante quando si gioca bene e non si vince, perché quando si gioca male e si perde si dice vabbè, a un certo punto bisogna anche guardarsi in faccia. Quando invece le prestazioni ci sono e non arrivano risultati è sicuramente peggio. La classifica ci impone di dover fare ancora tanti punti, però ovviamente è una vittoria che sa un po' di rivincita, dai, bisogna ripartire da qua. Sima mi ha dato una gran palla, avevamo parlato in campo, sapevamo che loro comunque sono tanto aggressivi sull'uomo, quindi l'inserimento da dietro potevano soffrirlo e abbiamo avuto un incrocio di sguardi, lui ha messo una gran palla e l'ho ringraziato anche in campo. Adesso abbiamo una partita importante, io penso che in B non ci siano partite proibitive, anche
siamo andati a Frosinone a fare la nostra gara, direi che abbiamo fatto forse il primo tempo migliore della stagione a Frosinone, quindi non ci sono partite proibitive. È ovvio che il Benevento è una squadra forte, oggi ha vinto all'ultimo minuto, quindi sarà anche galvanizzato da ciò, però poi dopo vengono 2 partite importanti, ma mi concentrerei prima su quella di sabato, ecco. Il telegiornale termina qui, ma se volete rimanete con noi per A voi la linea. Buon pomeriggio.